Pronto? Peppe, buongiorno. Pronto? Peppe, buongiorno. Ciao. Perdonami, non so se ce la faccio. Perdonami se ho degli sbalzi. Peppe, non devi chiedere perdono a nessuno, noi ti vogliamo abbracciare e sentire chi era Ornella dalla voce del papà di A Ornella. me questo mi interessa, perché si avvisano le cose. La gente non si può permettere di parlare di una persona che non conoscono, ecco, quello voglio evitare, hai capito? Peppe, Ornella, che sorriso aveva, che dolcezza, no? Anche da quello che un po' hanno raccontato anche le colleghe. Sì. Ornella praticamente nasce nell'81, vi lascio immaginare subito dopo il terremoto. Io avevo un momento disgraziato che sa bene Francesco, un momento lavorativo che stavo per perdere il posto di lavoro praticamente, tanto l'avevo perso. Quindi poi lei ha iniziato a studiare con sacrifici, con molto sacrificio, sapendo che anche il suo papà non poteva permettere di comprare dei libri per fare l'università. Praticamente quando poi lei decide di fare l'università andava a lavorare di sabato e la domenica in qualche bottega di abbigliamenti qui a Roveto a cercare lavoro per comprarsi libri per studiare. Poi ci è riuscito, ci ha messo tutti i suoi. Io quello che ho potuto trasmettere ai miei figli ci sono riuscito, è la di vivere con dignità, di moralità soprattutto, e cercare di migliorarsi sempre di più e aiutare a chi ne ha bisogno, come ho fatto io per tanti anni. Protezione civile, carabinieri, donatore di sangue, donatore di piastrine, e 48 anni nella vita, 48 anni impegnato a livello sindacale, senza mai compromettere in nessun modo. Infatti sono andato in pensione con una misura pensione. Allora dico perché io ho fatto tutto questo, non lo so. Perdonatemi perché non sto in condizione di parlare. Peppe, non devi chiedere perdono, non lo dire più. Mia figlia è del docente 110 lode, 2 master, 2 abilitazioni. Io ti avevo detto negli ultimi tempi se esce un concorso da preside, perché non lo fai? Dice papà, ma tu sei pazzo, io devo aiutare i bambini, deve essere rimanere insegnante a sostegno, non mi vado a buttare dietro una scrivania. Questa era mia figlia. Grazie Peppe, grazie davvero. Perdonatemi. No, ma non... Peppe, ti abbracciamo forte. Forte. Gianni. Forte. Peppe, questo è un momento ovviamente molto difficile per la tua famiglia. Tu hai chiesto, e mi hai chiesto, in nome anche di un'amicizia, un legame che c'è da molti anni, di avere da una parte giustizia e non vendetta, ma dall'altra parte vuoi chiedere a tutti di evitare il gossip su una vicenda tragica che è quella di tua figlia, visto che purtroppo hanno raccontato pure un sacco di sciocchezze. Chi era Ornella? Ornella nasce l'11 maggio del 1981, praticamente, quando si è iniziato a fare grande, praticamente, per garantissi di continuare a studiare, anche perché io avevo un lavoro molto precario, che Francesco sa bene, che mi ha sempre seguito, anche a livello politico. Praticamente lei andava a lavorare il sabato e la domenica in qualche bottega di via Toledo per guadagnarsi praticamente i soldi per comprarsi tutto quello che era necessario per continuare gli studi. Lei ci riesce praticamente, si laurea con 110 lode, 2 master, 2 abilitazioni, tra cui una a sostegno praticamente. E tutto mi aspettava di fuori che facevo questa figlia praticamente. Lei, ricordiamo a tutti che Ornella tu non potevi pagare perché tu c'hai altri figli e comunque hai fatto sempre un lavoro dignitoso. Ho cercato nella mia vita di trasmettere quello che a me mi è sempre piaciuto, un impegno nel sociale praticamente. Già da piccolo, avendo cresciuto, sono cresciuto senza padre praticamente, ho cercato sempre di trasmettere e dare aiuto a chi ne aveva bisogno nel mio piccolo, perché non ho la presunzione. Quindi io oggi faccio 48 anni in questi mesi e la UIL, sono sempre stato rappresentante sindacale di questa grande famiglia che io amo praticamente.
Ancora oggi sono rappresentante sindacale della Wiltux, praticamente, sempre la famiglia della Wiltux. E ho cercato di trasmettere il mio impegno e avevo l'abilitazione a sostegno, praticamente. Peppe, ti puoi levare la mascherina, non ti Ho preoccupare. fatto parte della protezione civile carabinieri per molto No, te la puoi tempo. abbassare? Per molto tempo. Donatore di sangue, donatore di piastrine. E credo che alla fine non meritavo. Io quello che chiedo è che alla fine mia figlia continua a vivere nel mio cuore. Non voglio vendetta, voglio giustizia. Voglio sì che non succedano alle altre persone. Questo è. E qua ci vuole l'intervento politico, bisogna cambiare veramente. Quindi io chiedo alla politica che significa fare politica, se è una missione o un mestiere. Me lo devono dire però, perché deve essere una missione, la politica è una missione, devono avere la capacità di intervenire quando ci sono problemi di questa natura e non solo. Ornella si è fatta da sola, ha studiato e si è laureata facendo anche lavori molto umili, tra virgolette, ha dimostrato che ci si può laureare e fare un mestiere onesto e pulito, sforzandosi per rimanere nella legalità, che è poi l'insegnamento che ha dato pure il padre. Tu hai detto giustizia ma non vendetta, però ovviamente giustizia non significa, come è successo con Bellisario, che si è fatto 2 anni di galera e poi è uscito dai domiciliari. Questo è quello che pensiamo tutti, cioè giustizia, non vendetta, ma non pene troppo miti nei confronti di persone che fanno delle cose allucinanti. Io voglio chiederti, non voglio spingerti, però vorrei che lo facessi pure tu l'appello. Non scrivete su Ornella per rispetto nei confronti della famiglia, per rispetto nei confronti di Ornella stessa e così via, cose che non sapete e che comunque non c'entrano niente con questa vicenda. Il mio obiettivo è questo, perciò rilascio questa intervista a Francesco, in cui io mi fido, per evitare assolutamente di dire cose di persone che non conoscono. Di persone che non conoscono non si possono permettere di dire cose fasulle, solo per fare pubblicità. Non servono queste cose. Noi dovremo impegnarci tutti affinché non avvengano altre cose, ma anche cercare di evitare che in futuro ci siano, davanti ad avvisaglie, a denunce, ci siano vicende come queste. Peppe, a me Dio solo mi sta dando la forza di rilasciare queste interviste. Immaginate che non sono proprio in condizioni. Non sono proprio in condizioni. Però per Ornella bisogna farlo. Sono intervenuto proprio per mia figlia, per Ornella, bisogna farlo. Che ci deve essere qualcuno, e chi più di me che sono il papà. Tu poi avevi un legame speciale con tua figlia, come sì, tutte le figlie, ma con questa figlia proprio tanto, Con tutte e tre. Perché lei, vi ripeto, ha vissuto un momento drammatico dove io praticamente ho perso il posto di lavoro, proprio con le battaglie sindacali. Siamo riusciti poi a ripristinare. Dovete sapere che Peppe è un grande lavoratore, da poco è andato in pensione con la pensione minima, dopo una vita di lavoro, e rappresenta quel sindacato che si è sempre battuto per i più deboli e non ne ha approfittato, quindi un esempio. Ci sono sindacalisti e politici esemplari rispetto a quelli che invece si comportano malissimo. Quindi si chiede gentilmente di evitare gossip su Ornella, si chiede di rispettare la famiglia e si chiede alla magistratura di fare in fretta e di fare pene giuste ma non vendetta, perché purtroppo Ornella non la potranno ridare né al papà né alla mamma né alle sorelle. È quello che sicuramente chiede anche mia figlia, sono certo, che sta di là. Giustizia ma non vendetta. Giustizia ma non vendetta. Pensate con che forza un padre può arrivare a fare una cosa del genere. Io sono onorato di essere amico di Peppe e di poter sostenere la battaglia per la famiglia. E le panchine rosse ovviamente ce ne saranno tante, vanno bene tutte le iniziative, tutte le manifestazioni di solidarietà, però dobbiamo cercare di evitare che ci siano vittime, non arrivare dopo, e questo è anche l'appello che fa Peppe.